Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! Lo sport, non c'è tempo per rimuginare sulla sconfitta subita in casa con il Catania e per gioire per il pareggio in casa della Virtus Francavilla. Il Cosenza e la Regina sono già concentrate sul derby di domani al Granillo alle 20:30, una sfida importante per le formazioni di Braglia e Maurizi. Tornano in campo anche Catanzaro e Rende. Gianluca Pasqua. Gli effetti delle cure si vedono nel tempo. La cura Braglia è appena agli inizi e il Cosenza ne ha assunto una piccola dose, sufficiente per ridare un po' di coraggio e di autostima, ma evidentemente non per superare un avversario forte e fortunato come il Catania, capace anche di sacrificarsi e soffrire per tenere botta dopo aver trovato il vantaggio con Mazzarani. Una ventina di minuti di difficoltà inevitabili per una squadra ancora al centro di un guado complicato, qualche incertezza acuita dalla situazione di svantaggio e poi un lungo monologo trasformatosi in una ripresa in assedio, con qualche acuto e una grande occasione che avrebbe potuto esaudire il desiderio dei rossoblù di evitare un'altra sconfitta dal sapore beffardo. Braglia prende il meglio 90 minuti dei lupi, ma avverte dovranno giocare sempre con la stessa intensità, altrimenti saranno guai, a cominciare dal derby con la Regina. Ho una situazione che vengo a ereditare, però da qui in avanti è anche la mia, perché se no non ci venivo, perciò quello che abbiamo è anche la mia situazione e dobbiamo stare zitti e pedalare. L'ho detto l'altro giorno e ve lo dico adesso, noi dobbiamo lavorare. Il problema è che io non sto lavorando, perché io sono arrivato un giorno prima della partita, ora c'è un'altra partita, poi ce n'è un'altra e che faccio? E che mi metto a fare? Devo cercare per forza di cose la situazione che gli permette al Cosenza di potersi esprimere. Io sono contento di quello che ho visto, devo dire la verità, perché non ho visto ragazzi impauriti, ho visto una squadra che ha provato a giocare, bene o male ha provato a giocare. Perciò loro non devono scendere di condizione da quello che mi hanno fatto vedere. Perché è chiaro che se scendano di livello allora mi preoccupo. Se siamo questi non mi preoccupo proprio per niente. Ecco la Regina, giovane, spavalda, briosa, non proprio a suo agio nel primo tempo giocato a Brindisi con la Virtus Francavilla e sbloccato dall'Eurogol di Saraniti, ma brava a reagire e a trovare con il suo uomo migliore, De Francesco, il gol del pari, un'altra magia che fa sorridere a Genere Maurizi, contento per la continuità da difendere nella sfida di domani. Va bene il punto, dà continuità e credo che le soluzioni migliori erano quelle. Francavilla si è dimostrata un'ottima squadra, ben impostata e quindi giocare fuori casa contro questo Francavilla non è così facile. Noi siamo riusciti a già farlo e ci teniamo stretti il risultato positivo. Tornano in campo anche Catanzaro e Rende. Dopo la pausa forzata ma forse benefica, i giallorossi ospiteranno l'Acragas. Il Rende avrà una chance esterna in casa della Racing Fondi.